Giuseppe Giacon dell'Associazione Giochi Antichi, due parole di apertura per questa edizione del Toccatì. Che cosa possono trovare in queste altre giornate qui a Verona? Beh, trovano i colori e i giochi della Francia del Sud, quindi dalla Provenza, l'Occitania, ai Paesi Baschi, alla Languedoc, e quindi tantissimi giochi, quasi una quindicina, che rappresentano proprio le culture tradizionali di quei luoghi. Quindi un invito alle persone a raggiungerci qui nel centro di Verona per giocare. Abbiamo visto anche tanti bambini, tanti appuntamenti. Sì, sono oltre 137 dalle 10 della mattina fino a mezzanotte, quindi è tutta una città che diventa un grande campo di gioco, piazze, piazzette, vicoli, palazzi privati che vengono aperti, corti, è veramente tutta una città che respira di ludico.